Dopo un restauro durato 15 mesi, la città di Treviso si riappropria di uno dei suoi gioielli. Grazie a un intervento che ha interessato tutti i suoi elementi interni ed esterni, Porta San Tommaso torna dunque all'antico splendore e ad essere uno dei simboli della città, restituita il carattere classico e pronunciato dell'apparato decorativo in pietra d'Istria e ai ciclisti e ai pedoni, ma non più alle auto, che da oggi possono nuovamente attraversarla. Porta San Tommaso venne costruita 5 secoli fa, ultima delle 3 porte realizzate lungo le mura cittadine ed ispirata agli archi di trionfo romani. L'intervento di restauro è stato diviso in 3 fasi. Nella prima sono state rimosse le cause dei dissesti statici delle volte in mattoni. Con la seconda fase si è passati a effettuare i lavori sugli intonaci eliminando gli strati superiori di fine Ottocento che ricoprivano l'intonaco bianco della facciata e quello rinascimentale nel vano di passaggio. La terza fase ha riguardato la facciata nord attraverso un meticoloso lavoro di restauro conservativo della pietra d'Istria. Non avendo il Comune di Treviso a disposizione le risorse necessarie, l'intervento è stato possibile grazie a capitali privati. Noi, vedete, siamo attenti non solo all'economia del territorio, ma siamo attenti anche a tutto ciò che succede all'interno dei territori in cui noi operiamo e quindi nel sociale, nell'artistico. Particolarmente soddisfatto per la conclusione dei lavori di restauro della porta il vice sindaco Gentilini, che per l'occasione si è calato nel ruolo di cacciatore di sponsor. Il coronamento di un grande sogno mio, perché volevo dare alla città di Treviso quello che i miei predecessori non avevano dato. Volevo rimettere a posto le bellezze della città di Treviso e devo dire che moltissimi hanno aderito al mio grido di dolore e le mura e le 2 porte sono state quasi tutte restaurate.